Nel segno dello Scorpione, Bruno Dorigo, di Campagna di Magnago. Una vita dedicata al marchio Abarth, una straordinaria passione automobilistica, un vero amore a quattro ruote. Emigrato da giovane in Svizzera, ritornò in Italia cominciando a frequentare il mondo delle competizioni, prima da pilota, poi da appassionato, scoprendo il fascino della Casa dello Scorpione. Di lì a qualche anno ha dato vita alla sua collezione, con una quindicina di mezzi, dove brilla il fascino della 750 Zagato doppia gobba, la grinta della Abarth 1000 radiale, l'originalità della 1000 bialbero, senza dimenticare le vetture Formula che hanno fatto crescere i piloti poi passati in Formula 1. Non solo vetture ma anche documenti originali Abarth, cimeli, accessori, modellini, motori, tute, caschi, fotografie riconducibili al marchio Abarth. Un vero e proprio museo all'interno dell'azienda agricola di famiglia, dove trova spazio in un originale stabile adiacente anche un'ampia collezione di attrezzi da lavoro ed utensili e ben 80 trattori d'epoca. Possiamo dire che Bruno Dorigo ha il marchio dello Scorpione inciso nel cuore. Preciso, avevo 15-17 anni più o meno e quella volta, sai, ho cominciato con dei stemmini, con le cose, però quando vedevi un Abarth c'era sempre il brivido, non so perché, ma per me era sempre stata una cosa che non era impossibile. Guarda, io quando vedevo un Abarth, non so, l'ho già detto non so quante volte, mi fermavo, dovevano farmi una foto perché non stavo in parte se io non portavo a casa quella foto. Infatti le mie foto sono solo sulle Abarth. Una passione lunghissima, poi un tassello dopo l'altro che hanno arricchito un museo che è unico di quelli privati qua in Italia. Unico non penso, ma forse sarà unico come documentazione, così abbastanza valida. Come macchine non penso di essere uno tra gli 11. Hai parlato di documentazione perché tu sei in possesso di tutti i documenti, dei contratti firmati dai piloti Abarth in tanti anni ed è un archivio straordinario. Sì, posso dire che è un archivio straordinario, posso dire ringraziare anche qualcuno. Sì, potrei fare anche il nome, che sarebbe il dottor Giuffre, che non lo posso mai dimenticare, una grande persona. Non so come mai proprio me ha riconosciuto questa mia passione e niente, sono arrivato a quel punto, insomma, che non so cosa dire, ecco. Qual è il pezzo di questo straordinario museo con cui hai un legame particolare? Come auto, diciamo che il massimo del 600 è il radiale, quella lì ti fa venire il brivido solo sentirlo in moto, va bene. Io adesso ho cambiato la testa qua, però una macchina che tutti i giovani si ricordano, anche i vecchi, più di tutto che i giovani, si ricordano di questo particolare del 600 che Abarth purtroppo è un 1000 radiale. È 1000 radiale che Abarth lì ha fatto la storia, ha finito la storia bellissima, insomma. Tante vittorie anche di gare nella velocità in salita in quegli anni. Lui nell'arco degli anni, adesso non so, ma più o meno arriverà sulle 10.000 vittorie, non balle. E solo su un anno, non vorrei andare errato, ma penso 850 vittorie solo su un anno. Abarth, diciamo che non è stato lui, ma è stato Zagato che ha costruito questa doppia gobba. Perché? Perché la macchina, essendo un abitacolo piccolo così, ha fatto la doppia gobba per il pilota. Il pilota, se era troppo grande qui non entrava, doveva essere molto piccolo, 1,50, 1,60, e ha fatto questa doppia gobba per correre, per stare dentro a questa piccola Abarth, capito? Questa però l'hai sudata perché qua ci sono stati tanti anni di ristrutturazione. Qua ci sono stati tanti anni di ristrutturazione perché la macchina era un disastro, dovevi cominciare dappertutto a prenderla in mano. Diciamo che il chassis della macchina era marcio completamente, anzi volevano che cambiassi il chassis, no, io ho detto il telaio rimane quello e che mi costi anche di più, però voglio che sia quello. E così è stato. Il carrozziere ha visto
ha visto l'andazzo della macchina, ha detto non c'è nessun problema, facciamo quello che dobbiamo fare e il risultato è stato ottimo. E questo non è l'unico gioiello che hai qua. No, questo non è l'unico, sono stati tutti gioielli sofferti. Guarda Marco, è stata un'impresa, ognuno ha la sua storia come messa a punto e messa a posto, guarda, solo un pazzo come me poteva arrivare a questo. Fai conto che qua nell'arco degli anni io ho avuto molta soddisfazione perché ci sono venuti dei personaggi molto importanti e non ne parliamo proprio del massimo anche dei piloti, però ho avuto soddisfazione con i piloti anche che hanno corso in Abarth, ho avuto soddisfazione con Orter, Johannes Orter l'austriaco, poi la moglie di Giorgio Pianta mi ha mandato la sua tuta di Giorgio, sì, sai, non è facile avere quella roba lì così, vuol dire che veramente non so come mai ho avuto tanta soddisfazione. È stato un prediletto che doveva portare avanti questo discorso legato appunto alla storia del marchio Abarth. È stata spontanea la mia cosa, capito? È una passione proprio da piccolo che io sto portando avanti e vedo solo quella, poco da fare, così. Qualche rimpianto magari non aver acquistato un pezzo, anche perché in tanti anni ci sarà una situazione magari dove vorresti tornare indietro? Ce ne sarebbe rimpianti, Marco, però tante volte quando mi penso bene dico insomma ho fatto quello che ho potuto, che potevo avere, il mio passo era quello lì, non era possibile avere di più. Per me sarebbe stato il massimo avere una copertura di 10.000 metri quadri con tutte le Abarth dentro, ma questo era poco ma sicuro, però ci voleva disponibilità tanta. Sì, è poco da fare. Adesso ormai cosa vuoi? Mi devo accontentare perché ormai le Abarth tanto sono proibitive e poi trovare cose giuste non è facile, ormai trovi replica, sai, le più belle sono andate in tutto il mondo. Poi ci sono anche alcune vetture che hanno corso per tanti anni sui circuiti. Sì, io ho qualche bella vettura qua che ha fatto una bella storia. Non ho fatto la cronostoria di tutte le auto naturalmente perché ci vuole anche un po' di tempo, poi non me ne fregava niente. Diciamo che forse ho sbagliato, non so, potrei farlo ancora, prendere tutti i documenti, vedere cosa hanno fatto, però ci vuole tempo, capito? Adesso non saprei neanche come cominciare quasi. C'è un grande rimpianto non aver incontrato Karl Abarth. Sì. Ho incontrato Ferrari, ho incontrato Colin Chapman, per dire, i grandi costruttori degli anni 60 e Abarth è stato l'unico che purtroppo mi è mancato. Però in cambio sono andato a trovarlo in cimitero a Vienna. A rendergli onore. È stato un grande onore, sì, perché siamo arrivati lì a Vienna, eravamo in 30-40 persone e alla fine stavamo guardando tutti la tomba di Carlo Abarth. Ma allora, cosa ho fatto io? Sono stato il primo ad andare verso la tomba e farmi una foto. Poi ho avuto qua come ospite tantissimi personaggi legati al mondo Abarth, ex tecnici, piloti che hanno corso, che hanno avuto l'opportunità anche di muovere i primi passi sui circuiti proprio grazie a Abarth e sono diventati poi anche dei piloti affermati. Perciò era quasi un passaggio obbligato il marchio Abarth per poi proseguire e diventare piloti. Non so, Merzario mi viene in testa, ma ce ne sono molti altri. Ma guarda, allora vari piloti li ho conosciuti, specialmente quelli dei rally, sono stati quasi tutti qua. Parliamo di Nicky Biasion, eccetera, tutti quanti. Poi ho conosciuto bene qualche ingegnere dell'Abarth, che per me è stato importante parlare con loro. Non ne parliamo di Tomaini ha fatto 10 anni in Abarth e dunque è una persona squisita parlare con lui. Adesso lui sta scrivendo un altro libro e penso che Tomaini ritornerà.
600 è stata quella che ha lasciato il segno per Abarth, perché la 600 dappertutto ha fatto belle vittorie, insomma, ecco. Poi essendo un motore dietro, sai, scaricava tutta la potenza, dunque i cavalli non mancavano, li tirava fuori tutti veramente, capito? C'è stato poi un periodo in cui hai ritirato anche marmite diverse tipologie proprio perché hai avuto un'occasione. Io fai conto che più di 30 anni fa sapevano dove erano già queste marmite, perché Abarth era amico di un certo Ezio qui di Bolzano, di Terlano, e quando lui stava chiudendo la fabbrica stava smaltellando e buttando via tutto. L'ho chiamato a suo Ezio e gli dice: Ezio, guarda, vieni giù che se vuoi io ti do tutte le marmite a peso di ferro. Ezio cosa ha fatto? Ha cominciato a andare a prendere queste marmite e fai conto che io ho visto la sua officina, il suo capannone, fino sotto soffitto le aveva talmente accattastate bene che io non so quante potevano essere, ma so che un autotreno, ma di quelli grandi, e giustamente quegli anni lì, però già allora non c'era una marmita della 500 o della 600, erano già finite. Diciamo che Abarth ha fatto le marmite per le macchine giapponesi, per l'Alfa Romeo, per le Lancia, per tutte le macchine di quegli anni lì. Non so adesso per dirti quante migliaia ce n'erano lì. Tu alcune le hai portate qua nel museo? Sì, io ho avuto anche la fortuna di averne forse 300-400 marmite. Senz'altro di 600-500 non ne ho, però ho tanta roba di Alfa, di Renault, di macchine giapponesi, e di Mercedes, sì, bella roba, ancora tutta cartata, nuova, veramente come le faceva, come le metteva con le sue cose. Era un uomo particolare, un uomo che vedeva lontano, capito? Non era un uomo che buttava così le cose. Nella sua iniziativa che aveva l'inventiva non c'era nessuno come lui in proporzione. Io ti parlo sempre di proporzione, non come Ferrari, chiaro. Avevo 16 anni nel 61, quando poi hanno finito di gareggiare sui circuiti cittadini nel circuito di Pescara, e mi ricordo che ho visto bene Giancarlo Baghetti e Lorenzo Bandini. Baghetti era con la Maserati e Lorenzo Bandini con la Ferrari, che poi io Bandini l'ho seguito sulle altre corse, ho cominciato a vedere a Monza, ho visto a Monte Carlo. Diciamo che Bandini ero di casa qua, mangiavo con loro negli anni 60, sono stati gli anni più belli, poco da fare. Qui ci sono schede piloti, vedo Andrea De Adamic ad esempio, ma anche piloti che poi hanno fatto la Formula 1, e qua hai le versioni praticamente originali. Andrea De Adamic, quando lui non era ancora in Formula 1, era con il GTA a Monza, era lui, Businello, Jackie Russo, che poi adesso non mi ricordo altri, che i GTA hanno fatto un giro e mezzo a Monza, alla 1000 km di Monza, ti parlo nel 60, il primo GTA è venuto fuori, non so, nel 64-65, quell'anno lì. Poi anche Osella, c'è la sua scheda pilota. Sì, allora quando io ho fatto da prepista qua alla Tolmezzo, ho parlato con Osella, ma mi è quasi snobbato, sai, lui era sulle sport e vedere una 600 Abarth, sai, per lui era una cosa che non valorizzava. Però ho avuto la fortuna di parlare con lui al Lingotto a Torino e mi disse: guarda Bruno, avessi tenuto solo 3 Abarth, purtroppo non ne ha tenuta neanche una, le ha buttate e le ha macellate. Tu non l'hai incontrato Abarth, però hai visitato lo stabilimento. Sì, io ho avuto la fortuna di andare in viaggio di nozze a Torino e adesso ho detto voglio andare in Abarth per visitare l'Abarth. Purtroppo quel giorno lì Abarth non era.
Ho avuto la fortuna di incontrare Johannes Ortner, l'austriaco. Pilota di riferimento in quegli anni. Era pilota ufficiale lui, e con lui ho avuto la fortuna che mi ha portato dentro in Abarth, mi ha fatto girare tutta la fabbrica, mi ha fatto vedere le sue macchine quando ha fatto le corse, e poi già ancora oggi siamo rimasti amici. Dagli anni 70 a oggi siamo ancora amici e ci sentiamo per telefono. Lui è stato qua ma 4-5 volte in Ortner. Per lui immagino ci sia un legame particolare nella maniera in cui tu continui a tener vivo il marchio Abarth. Poi Ortner è stato anche pilota Alfa Romeo, però in particolare con l'Abarth ha fatto diverse vittorie. Io non so, mi ricordo già la Raticosa a Bologna, lui aveva già ancora il record poco tempo fa con l'Abarth 3000. Senti, un continuo ricerca anche di pezzi che tu volevi avere. Ora c'è internet ed è tutto molto più semplice, una volta però era tutto molto più complicato perché bisognava lavorare, soprattutto ricercare tramite il passaparola. Adesso oggetti purtroppo originali ce ne sono molto pochi e sono sempre quelli, se sono. Io forse di quel tipo ne ho 10 per dire, però se trovo l'11° lo prendo anche quello, perché se è una cosa originale mi dispiace lasciarla lì. Non vengo a casa contento perché voglio averlo ancora anche quello. Se potrei avere tutto, prenderei tutto solo dell'Abarth.